La quinta corsa del Savio, sempre sul miglio, vede protagonisti 3 anni, sono 10 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Darilyn Lady, 2 Dreamwork, 3 Don Amore Como, 4 De Gheio Joe, 5 Dio che Bell, 6 Da Vinci Griff, seconda linea, 7 Diamond Horse, 8 Daisy Pan, 9 Diana Pell e 10 Don Salvio Jet. Pronostico che vede Don Amore Como favorito. L'alternativa principale è Da Vinci Griff, una sola corsa in carriera ma una vittoria. Vediamo le fasi di lancio con Don Amore Como che cerca di sfilare, lo fa in breve, sbaglia all'esterno Dio che Bell che cercava di prenderne la schiena. Numero 5 Dio che Bell, così squalificato. Don Amore Como in Numero vantaggio 7 Diamond sulla Horse, piegata, la squalifica anche per Diamond Horse. E vediamo le posizioni sul finire della curva. C'è stato l'errore anche di De Gheio Joe, ci sembra. Tanto Dreamwork si riporta sotto dopo i primi 400 metri di gara, completati in 37 da parte di Don Amore Como, e a questo punto c'è la risalita esterna da parte di Da Vinci Griff. Da Vinci Griff in poche battute si porta a ridosso del leader che completa i 600 in 47,1. All'esterno Da Vinci Griff, sopravanza Dreamwork che cerca l'aggancio con il battistrada al completamento del giro. Percorsi esterne sono anche Diana Pell e Don Salvio Jet, intanto 800 che se ne vanno in 1,2. 31,3 il secondo quarto e ora cerca di allungare il leader ma si può accodare in seconda posizione. Numero 8 Daisy Pan, squalificato. Da Vinci Griff, chilometri intanto che se ne va in 1,16,7 in vantaggio Don Amore Como. In seconda posizione c'è il controfavorito Da Vinci Griff, poi il resto dei concorrenti con Don Salvio Jet che avanza a grandi falcate dalle retrovie. Allunga però il battistrada Don Amore Como e stacca anche Da Vinci Griff che viene avvicinato sul finire della piegata da Don Salvio Jet, retta d'arrivo con Don Amore Como che ha una ventina di metri di margine e nel finale si limita a controllare la situazione per emergere nettissimo sul traguardo. Secondo posto per Da Vinci Griff, al terzo chiude Don Salvio Jet. La vittoria dunque per il favorito Don Amore Como. Manuel Pistone in sediolo, il training di Paolo Romanelli per conto della scuderia Gili Rida. Andiamo a rivedere le fasi finali. Don Amore Como in testa dal via chiude vittorioso il suo percorso di testa, secondo posto per un comunque valido Da Vinci Griff e al terzo chiude bene il numero 10 Don Salvio Jet. 3-6-10 l'arrivo della quinta Savio.